Dopo il comune di Dolo, anche quello di Mira dice la sua sull'aumento del pedaggio autostradale Padova Est-Venezia e chiede un tavolo alla Regione. Continuano le indagini per trovare i responsabili dell'aggressione avvenuta la notte di Capodanno in piazza San Marco nei confronti di Arturo Scotto. 20 cantieri già aperti, mentre per il ripascimento delle spiagge bisognerà attendere la primavera. Questa è la tabella di marcia della Regione per il litorale veneto colpito dal maltempo. Danneggiato il presepe di Favaro Veneto 2 anni fa, la stessa sorte a quello di piazza Pastrello. Il presidente della municipalità: questi vandali vanno puniti. Sono aumentati del 40% rispetto al 2018 gli arresti eseguiti dalla Polizia di Frontiera di Venezia, 60 gli irregolari respinti, molti documenti falsi e scoperti. Una fitta nebbia all'alba ha notevolmente ridotto la visibilità in laguna, i disagi maggiori si sono registrati in centro storico nei collegamenti con le isole, attivato il piano nebbia. Prima intervista dell'anno ai nostri microfoni, il direttore della Mostra del Cinema annuncia i progetti per la prossima edizione, va oltreoceano a caccia di nuovi film. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano le polemiche per i rincari ai pedaggi autostradali. Dopo il comune di Dolo va all'attacco anche quello di Mira, che chiede un tavolo alla Regione del Veneto. Un aggravio di mezzi pesanti sul territorio, un aggravio di manutenzioni sul territorio, quindi costi elevati che i comuni devono attingere dalle loro casse per effettuare i lavori di manutenzione su questo. Oltre all'aumento del pedaggio da 2,80 a 3 euro sul tratto autostradale Padova Est Venezia Mestre, queste sono le conseguenze nei territori della Riviera del Brenta, Mira e Dolo, che ne risentirebbero pesantemente, essendo l'unico passaggio che permette agli automobilisti di evitare il pagamento così elevato per un tratto di circa 20 km. Rischi veri poi quando si inizia a parlare di ciclabilità, di una pista ciclabile lunga la Riviera del Brenta, e quali rischi incorre l'utente più debole della strada, quando ci sono mezzi pesanti sulla strada, che il concorso tra autoveicoli, mezzi pesanti e ciclista. Non ha senso questo tipo di annulla tutte quante le azioni politiche che l'amministrazione vuole mettere in atto. Diverso è se si percorre il passante di Mestre uscendo a Spinea, perché il pedaggio, anziché aumentare, diminuisce da 1,80 euro a 1,60 euro, anche se aumentano i tempi di percorrenza. Quindi la strada migliore resterebbe sempre la Riviera e i comuni di Dolo e Mira non ci stanno, chiedendo alla Regione di trovare una soluzione. Un tavolo comune con tutti i comuni della Riviera del Brenta assieme alla Regione, dove la Regione prende in considerazione una nuova classificazione delle strade, collegando, tentando di individuare un percorso, un tracciato di collegamento tra le opere complementari al passante già eseguite, e ne cito 2, Catron, Roncoduro e strada statale 11 Burchiello, SP 81 fino al casello autostradale di Oriago. Su questo tentare un collegamento, tentare di creare una circonvallazione al fine di portare tutto il traffico all'esterno dei centri abitati e, perché no, collegandosi con Roncoduro stesso. Continuano le indagini per trovare i responsabili dell'aggressione avvenuta la notte di Capodanno ai danni di Arturo Scotto. Dopo l'aggressione di una banda di neofascisti all'ex deputato Arturo Scotto in piazza San Marco la notte di Capodanno, si moltiplicano le condanne all'episodio di violenza e antisemitismo. Esprimo piena solidarietà mia e dell'intera città per il disgustoso fattaccio accaduto ad Arturo Scotto e alla sua famiglia, sono state le parole del sindaco Brugnaro. Il comandante della polizia locale, ha aggiunto, sta visionando i filmati per individuare quei ragazzi. Si sta indagando negli ambienti di estrema destra per trovare i responsabili che non hanno aggredito solo Scotto quella notte, ma altre persone intervenute in suo soccorso, tra cui un 20enne di Mogliano, Filippo Storer, e Vladi, un 22enne dipendente di una grossa multinazionale che lavora in terraferma ma vuole mantenere l'anonimato. 20 cantieri già aperti, mentre per il ripascimento bisognerà attendere la primavera. Questa è la tabella di marcia della Regione del Veneto per il litorale colpito dal maltempo. Massima attenzione per Eraclea Mare. Siamo già partiti con una ventina di cantieri in giro per le varie realtà. Il ripascimento, quello con la sabbia vero e proprio, verrà fatto sotto la stagione estiva.
questo per evitare che una brentana in gennaio o in febbraio vada a danneggiare l'intervento fatto. A un mese e mezzo dal maltempo, l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin scatta una fotografia al litorale veneto, 100 i chilometri di costa devastati per decine di milioni di euro di danni. Anche qui la partita è politica, soprattutto per quanto concerne il nodo delle concessioni. C'è un'anomalia dal 2015 purtroppo in questo paese, che fino al 2015 la competenza era dello Stato e i soldi li incassava, quelli dei canoni che vengono pagati dagli operatori, li incassava lo Stato. Oggi invece la competenza è passata alla Regione, ma i soldi continua a incassarli lo Stato. Quindi questa è un'autonomia al contrario. In queste immagini la spiaggia di Eraclea Mare, come si presenta in questi giorni di inizio anno, con i gradoni letteralmente spogliati dalle mareggiate, le piastre sollevate, i muretti a terra. Proprio Eraclea sta vivendo un momento difficile della sua storia, con il comune a un passo dal commissariamento per mafia, ma la Regione del Veneto rassicura tutti da Bibbione a Rosolina. Vorrei rassicurare tutti, dagli operatori direttamente interessati ai sindaci e soprattutto ai turisti, che le spiagge nella stagione 2020 saranno tutte come prima, anzi direi meglio di prima. Quindi insomma invito tutti a venire al mare nelle nostre spiagge. Anche quest'anno il presepe di Favaro Veneto ha subito atti vandalici, per questo è stata avviata una raccolta fondi. La statua di Maria è stata completamente frantumata. Gesù Bambino è uno dei re magi portati via. Il presepe della chiesa di San Leopoldo a Favaro Veneto è stato preso di mira dai vandali ancora una volta. È successo durante la notte di Capodanno e questa volta con più danni rispetto a 2 anni fa, quando ad essere preso di mira è stato invece il presepe di Piazza Pastrello. Esprimo la mia solidarietà piena alla parrocchia di San Leopoldo. E poi questi gesti ovviamente vengono condannati e sono stati attenzionati all'autorità giudiziaria, ai carabinieri, perché vengono individuati i responsabili. Riteniamo che siano gesti gravi, violenti, che soprattutto in questo periodo dell'anno non devono accadere. Io spero che non avvengano con coscienza e volontà, perché altrimenti sarebbero ancora più gravi, dal momento che sono atti di offesa sia nei confronti della nostra cittadinanza, ma anche nei confronti della religione, della cristianità, perché il presepio rappresenta le nostre tradizioni e noi siamo molto contenti che ci siano presepi all'interno del nostro territorio, davanti alle chiese, nelle piazze, perché contribuiscono appunto a tenere vive le nostre tradizioni. Di Gesù Bambino, sostituito poi con un bambolotto e del Re Maggio, non c'è traccia, mentre la statua di Maria è stata rinvenuta in 1000 pezzi poco più avanti. La notizia ha fatto il giro di Favaro in breve tempo e sui social i commenti non si sono fatti attendere. È stata avviata anche una raccolta fondi. Su Facebook alla quale si può aderire, anzi io stesso invito tutti ad aderire. Ringrazio i cittadini che ci sono spesi per raccogliere appunto fondi per restituire al presepio della chiesa di San Leopoldo la Madonna, Gesù Bambino e il Re Maggio. E spero anche che vengano individuati i responsabili, come sono stati individuati anche i responsabili che hanno distrutto le palle dell'albero in Piazza Pastrello. Non vogliamo sicuramente darla vinta ai vandali, perché la nostra appartenenza alla comunità, il presepio che è simbolo delle nostre tradizioni, la vinceranno su qualsiasi atto vandalico e su qualsiasi cosa violenta che coinvolga appunto i simboli del nostro territorio. Nel 2019 è aumentata l'attività della Polizia di Frontiera di Venezia, impegnata sui particolari fronti del porto e dell'aeroporto. Sono state 172 le persone arrestate, soprattutto per documenti falsi, 165 le denunciate, 589 cittadini stranieri respinti alla frontiera e rinviati al paese di partenza, 247 i documenti contraffatti sequestrati, un più 30% rispetto al 2018, 106 le sanzioni per violazioni al codice della navigazione della strada, 60 gli stranieri irregolari riammessi nei paesi dell'area Schengen. All'aeroporto Marco Polo, terzo scalo nazionale per traffici, nel 2019 sono transitati quasi 11 milioni e mezzo di viaggiatori, mentre al porto sono stati superati i 2 milioni. Diverse le attività di cooperazione con i rappresentanti delle polizie europee. E ora a Mogliano Veneto per un avvistamento davvero particolare.
Attimi di paura giovedì pomeriggio per un grosso cinghiale nero avvistato nelle campagne tra Marocco di Mogliano Veneto e Mestre, poco distante dal ristorante Al Cason. Le foto pubblicate sulla pagina Facebook 6 di Mogliano Veneto Se sono state scattate proprio da un moglianese che stava attraversando la zona in auto. Fermatosi tra via Parolari e via Rio Moro, ha immortalato il cinghiale mentre usciva da un terreno agricolo e attraversava la strada in tutta calma, da un lato all'altro della carreggiata. Secondo quanto riferisce la polizia locale, non risultano nella zona precedenti avvistamenti di questo genere. Il comune di Mogliano comunque raccomanda la massima prudenza. Nelle prime ore di questa mattina la nebbia ha notevolmente ridotto la visibilità in laguna. I disagi maggiori si sono registrati in centro storico a Venezia, nei collegamenti con le isole. ACTV ha messo in atto quanto previsto dal piano nebbia. Il nuovo anno si è presentato come si era congedato il vecchio. Una fitta nebbia dalle 4 di questa mattina ha pesantemente condizionato a Venezia il sistema di trasporto. In particolare i disagi maggiori si sono registrati nei collegamenti con le isole Lido, Murano e Burano. ACTV ha messo in atto quanto previsto dal piano nebbia, con le principali linee di navigazione dirottate, come si usa in questi casi, lungo il Canal Grande. La nebbia fitta che questa notte e buona parte di questa mattina ha coperto la laguna di Venezia ha determinato il frazionamento dei servizi a partire da questa mattina alle 4, con prima corsa interessata alla linea 5.2 delle 5.52 in partenza dal Lido, che è stata dirottata via Canal Grande. Sono state interessate diverse linee di trasporto pubblico in laguna. La linea 3 è stata limitata a Colonna, la linea 4.1 e 4.2 sono state limitate rispettivamente a Piazzale Roma e Bacini, e la linea 6 è stata sospesa. Regolari le altre linee. Alle ore 9.30 la centrale operativa ha dato infine il ripristino grazie all'innalzamento della coltre di nebbia e al ripristino della visibilità in laguna. Tuttavia i disagi per la fitta nebbia presenti a banchi in alcune zone sono continuati praticamente per l'intera mattinata per la circolazione stradale, anche in provincia, messa a dura prova da una visibilità ridotta. Per noi adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per parlare di cinema, di grande cinema, perché il direttore del Festival di Venezia ha scelto le nostre emittenti per la prima intervista dell'anno. Torna a parlare il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, e lo fa scegliendo le nostre reti per portare a tutti i suoi auguri per un grande 2020 e per fare il punto sull'avvio dei preparativi per la Mostra del Cinema che verrà a settembre. Vorrei approfittare però di questa occasione per fare gli auguri a tutti i veneziani e a tutti gli spettatori, tantissimi, che hanno affollato le sale della Mostra del Cinema di Venezia in questi anni e soprattutto in quest'ultima edizione, decretandone il successo straordinario. Per molti sembra essere stata l'edizione più riuscita, di maggior successo e più apprezzata. È già tempo di pensare però al prossimo festival. Mi preparo anche naturalmente ad avviare i lavori per la prossima edizione. L'8 gennaio partirò per il primo viaggio di esplorazione, sarò a New York e a Los Angeles. Spero naturalmente che sia un buon raccolto anche quello del 2020, si annuncia come tale. Nella sua prima intervista del 2020, il direttore, interpretando il pensiero di molti, fa una richiesta speciale. L'augurio poi speciale, particolare, è che anche il presidente Baratta possa essere ancora con noi. Insieme abbiamo fatto, un team di successo e speriamo che nessuno voglia interrompere questa straordinaria collaborazione. Barbera vede un nuovo anno ricco di auspici positivi. Auguri a tutti ancora per un nuovo anno sereno, ricco di soddisfazioni personali e professionali per tutti, di felicità e auguriamocelo anche di pace, perché ne abbiamo tanto bisogno. Va in pensione all'età di quasi 88 anni Luigi Danesin, decano dei consulenti del lavoro veneziani, che ci racconta 70 anni di Venezia.
Ha iniziato la sua attività professionale nel 1949. Oggi, dopo 70 anni di onorata carriera, Luigi Danesin, decano dei consulenti del lavoro veneziani, all'età di quasi 88 anni, ha deciso di godersi un po' di meritato riposo. Tutto è iniziato così. È una lunga storia che dura da 70 anni. All'inizio si lavorava in casa con i miei 2 fratelli. La categoria non aveva, l'albo di categoria non aveva quindi la pensione, la mutua, tutto quello che oggi abbiamo con l'albo professionale. La presidente nazionale Marina Calderone ha voluto recentemente premiarlo con un riconoscimento alla carriera. 70 anni sono 3 generazioni. Io adesso sono arrivato a 88 anni e quindi proprio da oggi, 2 gennaio, praticamente smetto la mia attività ufficialmente. I segreti di una professione che Danesin ha saputo trasmettere con saggezza e disponibilità ai giovani. Mio nipote, figlio di mia figlia, che proprio pochissimi mesi fa ha superato l'esame di Stato ed è quindi consulente del lavoro, iscritto all'albo anche lui. Ma c'è un orgoglio, la crescita della professione, che sottolinea ancora il pioniere dei consulenti del lavoro. Dopo 30 anni, 40 anni fa, allora, abbiamo raggiunto l'albo professionale di categoria. Ora siamo riconosciuti come professione veramente valida, come le varie professioni blasonate, avvocati, notai, commercialisti. Ed è un veneziano di Spinea il nuovo presidente dell'Associazione Ferrovieri del Genio. C'è un veneziano di Spinea, Fabio Ceccato, alla guida dell'Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio, una realtà la cui sede nazionale è a Preganziol nel Trevigiano, che annovera ben 3.000 iscritti, volontari che sono sempre tra i primi ad intervenire nei soccorsi durante le emergenze e calamità naturali che colpiscono il nostro territorio. Un'arma essenziale, soprattutto quando c'è la pace, è un'arma che è utilizzata soprattutto per calamità naturali. Il primo obiettivo nelle emergenze è proprio quello di aiutare le persone in difficoltà e poi dedicarsi anima e corpo al ripristino dei collegamenti ferroviari, come ha sottolineato durante la Santa Messa celebrata nella chiesa di Sant'Urbano il parroco. Calamità naturali che in Italia purtroppo non mancano mai, che è quello di ripristinare i collegamenti, quelli ferroviari per si intende. Ecco, ripristinare i collegamenti. Credo che questo è qualcosa di importante a livello civile, perché le persone possono ritrovare le proprie libertà, muoversi da un luogo all'altro, reincontrarsi. Ceccato ha poi illustrato i programmi dell'associazione per il periodo 2020-2021, denso di iniziative. Il prossimo giugno è infatti fissato il raduno nazionale a Nuoro in Sardegna, luogo simbolo perché è ancora una delle poche località italiane a non avere nessun collegamento ferroviario. Si parlerà di pane e vin questa sera in studio 20:10 con Lucio Zanato, ospiti Domenico Presti, sindaco di Arcade, il comune con il principale pane e vin della Marca, e Roberto Grigoletto, consigliere del Partito Democratico a Treviso. E prima di lasciarci al meteo vediamo insieme le splendide immagini del presepe realizzato da Nicola Favaretto. Buona serata. Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave
light, and so it continued both day and night. Noel, Noel, Noel. Bentrovati al meteo. Condizioni di alta pressione, dunque assenza di precipitazioni che persiste dal 23 dicembre e temperature significativamente oltre la media del periodo in alta montagna. Vediamo il dettaglio di sabato 4 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto. Saranno possibili solamente foschie o nebbie sulle pianure, specie al mattino, e poi in nuova formazione durante la serata. Sarà comunque asciutto dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra -4 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, sarà soleggiato solo con qualche addensamento sulle zone costiere. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece sui 10-11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere un po' su tutti i settori, il cielo sarà sereno, al massimo velato. Temperature minime fino a -1 grado, massime intorno a 11-12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.